Insomma, voglio, la Salernitana è la prima squadra ad andare in Serie B. Posso dire da tifoso napoletano, ma tanto so già che prenderò molte critiche da parte dei tifosi napoletani, che mi dispiace. Sono sincero, mi dispiace, ma la Salernitana, e dobbiamo stare pure attenti come si parla della Salernitana, ragazzi, perché Iervolino, addirittura se tu dicevi qualcosa, se dici qualcosa di male contro la Salernitana, sei ti può denunciare addirittura sui social. Hanno bloccato non so quanti account di tifosi salernitani che naturalmente chiedevano rispetto, una società più presente, e sono stati addirittura denunciati proprio perché chiedevano rispetto per la maglia della Salernitana. Io tifo Napoli, lo sapete, io mi chiamo Neapolis, quindi mi chiamo Neapolis, tifo Napoli, ho pure il tatuaggio del Napoli addosso, quindi sono tifoso napoletano, non che molti dicono, sei tifoso napoletano perché elogi le altre squadre, non me ne frega niente. Uh, Mi dispiace per la Salernitana, ma questa è una cosa che io ho sperato fino alla fine la Salernitana si potesse salvare, anche con i cambi di allenatori e tutto quanto. Però ragazzi, quando vedi una squadra costruita così male, ma male come è stata costruita la Salernitana quest'anno, io vado un attimo a prendermi la rosa della Salernitana, ragazzi, perché è di una cosa sconvolgente. A parte io ciò in porta, ma ragazzi, tu sei andato a prenderti Boateng pensionato, Bradaric, Fazio, Ferrari, Ghiomber, Manolas, cioè ragazzi, veramente, cioè l'unico che prenderei della Salernitana, sono sincero, è e Ciaunà e Koulibaly, quelli li prenderei molto volentieri, perché mi piacciono come giocatori. Però ragazzi, tu non puoi affidarti, non ti puoi affidare ad una squadra in attacco che si deve salvare. Boulaye Dia, ragazzi, Boulaye Dia, che a Salerno io penso non ci metta mai più piede. Boulaye Dia, lo sapete tutti cosa ha combinato Dia con la dirigenza, con i tifosi, ha fatto un casino. Dia forse si aspettava, non so cosa si aspettava dal presidente della Salernitana. Poi si è andato a prendere Iquemesi Chukwuebibim, come cazzo si chiama lui, non riesco nemmeno a chiamarlo. Poi si è andato a prendere Castanos Simi, che è un giocatore che, ragazzi, io voglio vedere un attimo l'anno scorso, 2 anni fa, va bene, c'ha 31 anni. Come puoi pretendere di andare a prendere un giocatore che negli ultimi 3 anni, 2 anni, Parma 12 partite, un gol, Benevento 22 partite, 0 gol, Salernitana 14 partite, un gol. Come puoi pretendere che tu ti vada a salvare con questa squadra qui? E non è finita lì, perché poi sei andato a prenderti Wiesman. Sei andato a prenderti Wiesman, va bene, anche questo fatto passare per grande colpo di... Sei andato a prenderti un giocatore così che ragazzi, dal 2020, mettiamo dal 2021, quando ha fatto il salto di categoria, al Valladolid ha fatto 32 partite, 6 gol, 38 partite, 20 gol, poi ha fatto di 15 partite un gol, 13 partite un gol, al Granata 5 partite 0 gol. Cioè ragazzi, questo nell'ultimo anno ha fatto 2 gol. Come puoi pretendere che questo ti venga a salvare a Salerno? Cioè ragazzi, la Salernitana è stata proprio costruita male. Pure gli allenatori, che questi hanno cambiato allenatori in continuo, non hanno senso, non hanno senso. Continua con Inzaghi, almeno con Inzaghi c'avevate gioco. Almeno con Inzaghi la Salernitana il gioco ce l'aveva. Cioè, con l'Andorra nemmeno Kill. Cioè, hai cambiato 2 allenatori, hai fatto peggio di... ragazzi, c'è una cosa allucinante. È veramente allucinante. E io vorrei ascoltare la conferenza stampa che ci dovrà essere a questo punto del presidente Iervolino, se non sbaglio si chiama Iervolino. Voglio sapere lui cosa dirà in conferenza stampa ai tifosi. Perché non conta andare a prenderti come si chiama il DS della Serenità, non me lo ricordo, pardon. Non ti basta quell'uomo lì, te la può fare una volta il miracolo, te lo può fare una volta, ma poi basta. Cioè, tu avevi Nicola che ti aveva fatto una stagione mostruosa, ti aveva pure salvato, tu lo mandi via perché di qua, di là, mandi via De Santis, poi riprendi quell'altro, Zamparini, poi prendi... Cioè, ragazzi, non funziona così. Uh, io ho una mia idea, sono sincero. La Salernitana quest'anno è stata costruita unicamente per andarsi a prendere il paracadute della Serie B. È l'unica mia ipotesi, voglio, perché una squadra così, ragazzi, io
voglio vedere un attimo la classifica, perché la Salernitana, ragazzi, in 34 giornate, quante ne ha vinte la Salernitana per Sfizi? Cioè, non me le fai vedere? Partite, punti, mi fa vedere solo i punti, peccato, mi volevo vedere quanti, la pagina è già aperta, vabbè, non me la fa aprire. Cioè, è stata qualcosa di allucinante, è stata un'agonia per i tifosi della Salernitana. Comunque, mi dispiace e spero sinceramente, vivamente che la Salernitana l'anno prossimo già lotti per la Serie A, perché c'ha una tifoseria pazzesca, uno stadio che spinge, ma spinge veramente tanto, e secondo me Iervolino dovrà mettere mano al portafoglio e ricostruire almeno una squadra da fare i playoff o addirittura andare direttamente al secondo posto. Molto difficile, però i soldi quest'anno li prenderà, e li prenderà perché li prenderà, perché tu prendi il bonus paracadute, i diritti TV della Serie A. C'ho questo pelo della barba che me lo devo tagliare perché vedi, me lo fa il monello. Vabbè, a parte questo, onore a quei due tifosi della Salernitana, onore a quei due tifosi della Salernitana. Poi partita a rischio, non potete andare partita a rischio, ma lasciamo perdere. Comunque iscriviti al canale, sempre e comunque forza Napoli, che la Salernitana è solo un arrivederci. Ciao.